Reagisce così Galia, la mamma di Irina Bacal, alza ripetutamente i pugni al cielo in segno di giustizia compiuta. Ha appena saputo che resterà 30 anni in carcere, l'assassino di sua figlia Irina e del bimbo che portava in grembo. Oggi la conferma della condanna in aula bunker a Mestre. Così i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Venezia hanno confermato la condanna decisa in primo grado per Mikhail Savciuc, oggi ventenne moldavo, per il quale non è stato concesso nessuno sconto di pena. Sì. Motivi abietti, l'approfittamento delle circostanze di tempo, l'ora di notte, la posizione isolata, eccetera, lo stato di gravidanza della vittima, che è il movente profondo di tutta l'azione, insomma, liberarsi del bambino. Aveva 6 mesi il bimbo che portava in grembo Irina, 20 anni, anche lei moldava, uccisa il 19 marzo dell'anno scorso a Vittorio Veneto, strangolata e poi colpita in testa con una pietra, il corpo abbandonato in un bosco. Oggi in aula toccante l'arringa del legale della sua famiglia. La scienza dice che un feto in gravidanza dopo 2 mesi è completamente formato. Il feto che aveva Irina in grembo aveva 6 mesi. Io non dimenticherò mai le foto che ho visto dell'autopsia, perché quelle parlano, ripeto, più di 1000 parole. All'epoca dei fatti il killer confessò solo dopo qualche giorno e soltanto perché messo sotto pressione dagli inquirenti. La sentenza di oggi ha confermato anche le provvisionali decise in primo grado, ovvero 200.000 euro per la mamma di Irina e 80.000 per la sorella Cristina. E se in aula oggi l'assassino ha fatto scena muta, per lui ha preso parola il suo legale che ha annunciato ricorrerà in Cassazione. Sì, perché è proprio il disposto della legge che è assurdo, in quanto con l'abbreviato o danno 30 o devono dare 20, non è possibile dare una pena intermedia e quindi evidentemente hanno ritenuto di confermare.